siamo pronti, così il presidente Zaia, a margine dell'inaugurazione del restauro del ponte di Rialto sull'obbligo dei vaccini in azienda, dice solo se esiste una base scientifica. Andiamo avanti. L'ex premier Giuseppe Conte in Veneto, prima tappa ad Oderzo, dove il leader dei 5 Stelle ha espresso la posizione del movimento, sì all'obbligo dei vaccini, ma soprattutto sì all'autonomia del Veneto. Aveva in bocca uno straccio imbevuto di candeggina chiara, la 27enne trovata uccisa nel suo appartamento a Calmasino. Per gli investigatori l'ipotesi più accreditata è l'aggressione a sfondo sessuale. Rimangono avvolte nel mistero le cause del decesso di un bassanese di 43 anni trovato senza vita in un alloggio di Marostica. La procura apre un'inchiesta. Notte d'inferno in una palazzina del centro di Belluno, fiamme divampate da un garage, condominio avvolto dal fumo, 12 persone evacuate e 3 persone portate in ospedale. Torna a circolare la truffa sui social diffusa attraverso un falso profilo della moglie di Federico Lugato, il 39enne disperso in Val di Zoldo. Sciacalli del web dirotterebbero fondi con la finta scusa di finanziare le ricerche. Task force di comuni e provincia per fermare la strage di morti sulle strade della Marca, in campo 5 milioni di euro in 2 anni e una campagna contro l'uso del cellulare in automobile. Buonasera, ben ritrovati. L'informazione che arriva dal Veneto ci porta in apertura ad Oderzo. Siamo nella Marca trevigiana, dove oggi è arrivato per il suo tour di fatto elettorale per spingere i candidati del Movimento 5 Stelle l'ex premier Giuseppe Conte. I temi: vaccino, reddito di cittadinanza e poi autonomia. Noi abbiamo lavorato già dal Conte 1 per rinforzare anche le richieste di regioni come questa per quanto riguarda l'autonomia. È un discorso da completare, da affrontare, da completare. Credo che siano delle legittime richieste. Riapre all'autonomia del Veneto l'ex primo ministro ed oggi leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, e lo fa nel corso della tappa Upitergina del tour elettorale fatto tra la gente. Ma cos'è? Ah, Unicredit? Unicredit. Mi raccomando, vi ricordate che io ci ho messo la garanzia dello Stato e lo chiamo credito, E i temi economici legati al Covid sono stati prevalenti nel suo passaggio tra i negozi del centro verso Piazza Grande. È arrivato un po' qualcosa di... Poco ma è arrivato. Più da lei che attualmente, comunque, devo dire la verità. Qualcosina in più il primo anno, il secondo, diciamo così. Adesso avevano dato 900 milioni di euro a fondo perduto nel Veneto durante il tuo governo. E l'attenzione alle piccole imprese l'ha ribadita anche durante l'intervento in Piazza Grande, dopo aver ricevuto i ringraziamenti per l'impegno da una delegazione di risparmiatori delle banche venete. Noi siamo convinti, e questa realtà, questa comunità lo dimostra, che la forza dell'Italia non sono le grandi multinazionali, sono le piccole e medie imprese. E sempre in tema economico, Conte ha ribadito la posizione del movimento sulla riforma del reddito di cittadinanza. Non permettiamo assolutamente che ci possano essere abusi, dobbiamo sicuramente migliorare l'aspetto della rioccupazione, delle politiche attive. Un sistema del genere hanno tutti i paesi dell'ambito OCSE e anche in Europa, quindi non possiamo assolutamente abbandonarlo. Infine posizione chiara anche sul Green Pass, con l'ex premier che apre all'obbligo vaccinale. Alla luce dei dati epidemiologici, alla luce delle condizioni eccetera che ci verranno fornite e ci sarà proposto come necessario l'obbligo vaccinale, non escludiamo neppure l'obbligo. Obbligo vaccinale ma anche terza dose, su questo si è espresso oggi il presidente Luca Zaia a margine dell'inaugurazione del restauro del ponte di Rialto. Andiamo a Venezia. Voglio ricordare che è da 2 mesi che sto sollecitando il governo sulla terza dose. Noi siamo pronti, abbiamo 68 centri vaccinali e 1.600 persone già schierate per le vaccinazioni, abbiamo un potenziale tranquillamente di almeno 50-55.000 vaccinazioni. Appena sarà autorizzata la terza dose noi passiamo alla vaccinazione. Mentre il presidente Luca Zaia parlava in questi termini di terza dose a Venezia, a margine dell'inaugurazione del restaurato ponte di Rialto, il vice ministro Sileri annunciava l'intenzione del governo di partire con le persone più fragili. Inizieremo a fine mese con le persone immunocompetenti, ha detto, categorie per le quali ad oggi studi scientifici dimostrano un calo dell'immunità offerta dai vaccini. Siamo molto preoccupati non solo per i fragili ma anche per tutti gli anziani delle RSA. Sono 30.000 e in generale gli over
60 che hanno bisogno di una terza dose. Governo e Regione in tandem, dunque, sull'obiettivo di estendere l'immunizzazione inoculando una terza dose di vaccino, probabilmente entro dicembre. La Regione è pronta, i vaccini ci sono, ha detto Zaia, e sulla possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale sui luoghi di lavoro ha chiesto che ogni decisione del Governo abbia una base scientifica. Ogni decisione poi sarà dettata anche da un'indicazione scientifica. Attendiamo di vedere quali saranno appunto le indicazioni del CTS e come poi verranno declinate per la popolazione. Di certo è che la vaccinazione sta funzionando, l'80% delle persone ricoverate in terapia intensiva sono non vaccinate. L'ultimo passaggio è per il reddito di cittadinanza. I soldi vadano alle imprese, ha detto Zaia in una riflessione lucida quanto evidente. Solo loro, le imprese, possono aiutare a ridurre il tasso di disoccupazione. Diamo queste risorse agli imprenditori, gli imprenditori avranno l'obbligo di assumere coloro che non hanno modo di lavorare, ma queste risorse invece di darle a qualcuno da star lì a guardare la TV è meglio darle alle imprese. Al presidente Conte è stata anche data una targa da parte dei risparmiatori, 90.000 risparmiatori e con le loro famiglie che hanno ricevuto il bonifico Consap, l'indennizzo. Con l'occasione il ringraziamento anche per i soldi ricevuti, stiamo parlando ovviamente delle banche truffate, quello che vedete nelle immagini, Patrizio Miattello a capo dell'associazione e Zelino da Onara. Con l'occasione è stato anche chiesto al ministro D'Incà di continuare ad intervenire per i rimanenti ultimi 50.000 indennizi, quindi 90.000 sono già stati elargiti, ne mancano ancora 50.000. Si parla di estendere da ottobre l'utilizzo del Green Pass nella pubblica amministrazione. Andiamo a Vicenza per i dettagli. Possibile allargamento dell'utilizzo del Green Pass a partire dal mese di ottobre per i dipendenti statali, per i lavoratori dove è già richiesto, per gli autisti e i passeggeri dei mezzi pubblici anche locali. In uno scenario politico e sanitario tutto in divenire abbiamo raccolto l'opinione dei cittadini in merito. È giusto che tutti lo abbiano, che tutti lo... Io faccia che venga obbligatorio. Che fanno solo bene, che è una cosa ragionevole e ben fatta. Oddio, non credo che tutti ce l'abbiano questo Green Pass, sia per motivi appunto etici, morali o magari anche di salute, perché magari qualcuno non può farsi questo benedetto vaccino, quindi è un po' un problema secondo me, sarà una grande rivoluzione. Non so neanche cosa pensarne tra il pubblico e tra la pubblica amministrazione, non so, ci penseranno loro perché devo ancora prendere una decisione io. Il vaccino dura solo 6 mesi, il Green Pass dura niente perché non fa in tempo a farlo che è scaduto. Allora cosa stiamo qua continuando? Obbligano le persone a farci il Green Pass, poi vai dentro negli ambienti e quelli che ti servono non lo hanno. E allora cosa serve? Serve a niente. D'accordo, perché bisogna fare il vaccino tutti quanti. Sono d'accordissimo. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, voglio dire, non vedo perché dovrebbero essere meno limitati di altri settori. Sicuramente se c'è il Green Pass c'è per tutti. Io sono contro il Green Pass. Delitto di Calmasino, emergono nuovi dettagli sul delitto che ha portato alla morte Chiara Golini a soli 27 anni, un pugno nello stomaco e uno straccio imbevuto di candeggina in bocca. Questo è quello che stanno scoprendo gli inquirenti alla vigilia della sua autopsia, delitto per il quale in carcere un suo vicino di casa, Emanuele Impellizzeri, 38 anni. La ragazza presentava un'unica fuoriuscita di sangue dalla bocca compatibile con l'ipotesi di un'emorragia interna, ma nessun segno di contusione al corpo e alla testa. Ciò renderebbe meno solida l'ipotesi di una spinta che l'avrebbe fatta cadere a terra, come detto da Impellizzeri, che la giovane aveva sorpreso sul balcone. Per gli inquirenti dunque si fa sempre più strada l'ipotesi di un'aggressione a sfondo sessuale. L'arrestato, si apprende da fonti qualificate, presentava graffi non solo sul volto ma anche sul collo, segno che con la ragazza avrebbe ingaggiato una vera e propria colluttazione dopo che la vittima ha reagito dopo aver visto il vicino di casa che cercava di entrare nel terrazzo. A Marostica ora un uomo di 43 anni è stato trovato morto in un appartamento. I dettagli.
Rimangono avvolte nel mistero le cause del decesso di un bassanese di 43 anni trovato senza vita in un alloggio di Marostica. A dare l'allarme sono state le persone che si trovavano con lui e sul posto sono accorsi i sanitari del SUEM, ai quali non è rimasto che constatarne il decesso. Probabilmente l'uomo era morto qualche ora prima del ritrovamento, anche se per ora i contorni della vicenda restano alquanto fumosi. Del fatto è stato informato anche il personale del commissariato di Bassano, che ha dato il via alle indagini. È stata subito disposta un'autopsia che potrà fare chiarezza sulle cause della morte, ma è stata aperta anche un'inchiesta. Al vaglio è infatti la posizione degli amici che hanno dato l'allarme e che pare si trovassero con lui al momento del decesso. La polizia ha già effettuato perquisizioni in casa delle persone coinvolte. Andiamo a Belluno, notte d'inferno in una palazzina per le fiamme divampate da un garage condominio avvolto nel fumo, 12 persone evacuate, 2 in ospedale, tra di loro c'è anche una donna incinta. La voce trema ancora tra i residenti fatti evacuare dai vigili del fuoco in piena notte. La coltre di fumo denso che avvolge le scale, la paura che le fiamme si diffondano ancora. Gli uomini dei soccorsi li hanno dotati di mascherine ad aria ed aiutati uno ad uscire. Il tutto innescato da un incendio al piano terra che ha coinvolto il garage e l'abitazione adiacente al vano. Provvidenziale il fatto che un condomino si sia accorto e subito si sia attaccato ai campanelli per dare l'allarme, scongiurando esiti fatali. Fumo ovunque nella palazzina di via San Lucano a Belluno, in cui abita anche l'assessore Pellegrini, che ci racconta la notte d'inferno. Io ero qui, dormivo, ovviamente erano le 2 di notte e a un certo punto ho sentito qualche campanello che suonava, ma io subito ho guardato fuori dallo spioncino e c'era un fumo terribile nell'androne delle scale. 12 le persone fatte evacuare. La famiglia al terzo piano ha fatto fatica a scendere, li hanno accompagnati uno alla volta, c'era anche un bambino, è stato un po' impressionante. Per 3 persone si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso per i controlli in seguito al fumo inalato, tra loro una donna incinta. La famiglia nella cui appartamento si è sviluppato l'incendio, perché insomma hanno subito di più il fumo che ha invaso la casa e loro verosimilmente hanno anche tentato di fare qualcosa, insomma, quindi hanno respirato più fumo. Tra l'altro il comune si è immediatamente attivato per l'accoglienza degli sfollati che sono stati trasportati e ospitati temporaneamente in una struttura ricettiva. Una volta verificate queste verifiche, se ovviamente la situazione è tollerabile dal punto di vista dell'odore, sapete che quando ci sono incendi si sprigiona poi dopo un odore terribile che rimane per parecchio tempo, ecco, se l'odore è sopportabile e se le verifiche danno esito positivo, queste persone già stasera potrebbero rientrare in abitazione. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento, in corso le verifiche anche all'impianto elettrico. Restiamo nel bellunese per raccontarvi della truffa sui social che correva già a partire dal 31 di agosto attraverso un profilo finto della moglie di Federico Lugato, il 39enne disperso in Val di Zoldo. Gli sciacalli del web utilizzerebbero una piattaforma dell'e-commerce per dirottare i fondi. La vera raccolta di fondi e finanziare la ricerca di Federico promossa dalla moglie Elena Pancera su Facebook, invece, come ha chiarito la famiglia, si è conclusa ed è rimasto attivo solo il conto corrente. La famiglia è esterrefatta nell'apprendere della truffa che va a cavalcare una tragedia, mette in guardia e si riserva di segnalare il fatto alla polizia postale. Siamo a Schio con una maxi operazione antifrode della Guardia di Finanza. Andiamo a vedere. Operazione Legno Tarlato è il nome che le Fiamme Gialle di Vicenza hanno dato alla corposa indagine che ha visto protagoniste 9 imprese operanti nella commercializzazione di bancali in legno. Complessivamente è stato emesso un decreto di sequestro preventivo di oltre 1.200.000 euro. Ad avviare l'indagine la compagnia della Guardia di Finanza di Schio, che nel 2019 aveva operato un controllo fiscale nei confronti di 2 ditte individuali che sarebbero risultate evasori totali o paratotali nel periodo sottoposto ad ispezione. A ritroso, l'indagine aveva permesso inoltre di risalire ad altre operazioni fraudolente che avrebbero coinvolto altre 7 imprese localizzate in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un totale di 3.800.000 euro per l'emissione di 317 fatture false per operazioni inesistenti che sarebbero state effettuate dal 2014 al 2019. Tutte le aziende si occupano del ritiro di pallets usati a titolo gratuito per poi rivenderli dopo averli riparati. Questo passaggio di mano permette il meccanismo dell'inversione contabile, per cui l'IVA non viene addebitata in fattura, ma va integrata dall'acquirente.
Un'attività ad alto valore aggiunto che, in virtù dell'esiguità dei costi iniziali, permette alle aziende, annotando elementi negativi fittizi, di essere in grado di abbattere l'imponibile fatturato ed evadere così le imposte dirette. La Procura della Repubblica di Vicenza nel 2020 aveva dato mandato di eseguire 24 perquisizioni locali che hanno permesso di acquisire parte della contabilità, appurando le irregolarità fiscali. Complessivamente sono indagate 9 persone fisiche per i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e occultamento di scritture contabili. Restiamo nel Vicentino ancora, violenza a Bassano, un 17enne è stato picchiato a sangue mentre passeggiava assieme a 2 amiche, lo sfogo della mamma, indagano i carabinieri. Pestato a sangue mentre passeggia in quartiere con 2 amiche. È accaduto nella serata di lunedì a un 17enne di Bassano del Grappa, aggredito da 2 uomini e preso a calci e pugni. L'aggressione si è verificata poco prima delle 11 in via Sanzio, nella zona di Marchesane, dove il minorenne stava camminando assieme a 2 coetanee. La vicenda è ancora da ricostruire in modo esatto, ma dalle prime informazioni pare che il ragazzo si sia rifiutato di dare soldi a 2 stranieri che lo avevano intercettato. Il pestaggio è stato tanto improvviso quanto brutale e si è concluso con una corsa in ospedale. L'aggredito è stato giudicato guaribile in 5 giorni, ma subito sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa. La vicenda ha avuto subito grande rilievo in tutto il bassanese, dove episodi simili si sono verificati spesso ultimamente fra il centro e la periferia. La mamma del 17enne si sfoga così sui social che trattano di faccende bassanesi. Chiedevano soldi e lui si è rifiutato, recita un post pubblicato dalla donna. E giubbotte, vogliamo giustizia, lo hanno lasciato sotto shock tra calci e pugni, minacciandolo se avesse chiamato i carabinieri. Non è possibile non poter essere più liberi di camminare nella nostra città, si rammarica la mamma. Mi sento distrutta moralmente. Nella Marca trevigiana, task force di province e comuni per abbattere il numero sempre più alto di stragi di sangue e quindi incidenti stradali sulle strade. Vediamo. Fermare la scia infinita di sangue sulle strade nella Marca, sulle quali in poco meno di 2 mesi hanno perso la vita 31 persone, sale a 43 il numero dei decessi dall'inizio dell'anno contro i 41 del 2019 dello stesso periodo, tutti concentrati questa volta però in pochi mesi a partire dall'allentamento delle restrizioni da Covid. La provincia ha presentato oggi un piano di intervento per arginare questo triste quanto pericoloso fenomeno. Abbiamo ricevuto 70 progetti da parte di 70 amministrazioni comunali. Con i fondi messi a bilancio nel 21 e nel 22 ne finanzieremo 28. Tutti gli altri saranno finanziati ad aprile del prossimo anno in occasione del consuntivo. Metteremo altri 6 milioni di euro come provincia di Treviso e andremo a generare lavori per circa 28 milioni di interventi sulla viabilità provinciale assieme a dei comuni che ringrazio. Attraversamenti pedonali, rotatorie, marciapiedi, piste ciclopedonali, ma anche interventi di manutenzione su strade e incroci. Interventi finanziati con 2 milioni e mezzo di euro per il 2021, altrettanti per il 2022, con una partecipazione fino al 50% della provincia alla spesa dei comuni. Il primo del bando è la rotatoria cosiddetta della Tavernetta in quel di Asolo, e quindi è evidente che i criteri messi in pista risolvono criticità. Altro filone d'azione, una campagna insieme alla MOM contro l'uso del cellulare in auto e la ripresa delle iniziative di sensibilizzazione nelle scuole per le classi quarte e quinte superiori. La distrazione e la disattenzione causata prevalentemente dall'utilizzo di dispositivi elettronici è appurato che è la causa maggiore degli incidenti stradali oggi. Interverremo anche in tal senso. Il vertice in prefettura sulla sicurezza stradale è stato convocato intanto per domani. Scuola al via il 13 settembre, a tutte le famiglie è arrivata la comunicazione però indetto da 2 sigle sindacali contro il Green Pass. In mattinata la redazione di Padova ha raccolto lo sfogo appello di una mamma infermiera impegnata in prima linea nei reparti Covid per sua figlia. Questa mattina ho letto la comunicazione che mi è arrivata
dicendo che probabilmente il primo giorno di scuola sarà indetto uno sciopero. E nel leggere questa cosa, sia come madre che come professionista, sono rimasta basita, perché immagino che questo sciopero sia indetto per la solita problematica dei Green Pass. Infermiera da 25 anni, da 1 anno e mezzo lotta contro il Covid, prima in ospedale a curare i malati, adesso al padiglione 8 nell'hub vaccinale della Fiera di Padova. Un figlio di 6 anni che inizia la prima elementare, una grande amarezza al suo primo ingresso a scuola. Non sono l'unica infermiera madre, quindi se iniziamo il primo giorno di scuola subito con gli scioperi, l'inverno è lungo, pandemia a parte o in contemporanea, non so come gestire veramente, non più dopo 2 anni di sacrifici, in modo particolare questi ultimi 2 anni, conciliare lavoro e famiglia. Quindi chiedo al nostro Presidente di poter intervenire su questa cosa e di fermare subito questa strage. È uno sfogo che indirizza il primo cittadino del Veneto, il presidente Zaia, dopo mesi di lotta divisa tra un lavoro che ama e la sua famiglia, con un figlio gestito grazie alle babysitter. Non una ma ben 2, perché nel caso mio specifico, ma non sono l'unica, non ha mai avuto il supporto di nonni o altri familiari, ahimè. Pertanto lavorando per pagare le babysitter, né più né meno, e talvolta non sono sufficienti. E questo, oltre a un aspetto economico non indifferente, ha comportato in tutti questi anni, nel caso del mio figlio, un mettere sempre da parte lui, dando priorità in assoluto al lavoro. Orgogliosa e felice del mio lavoro, però dopo tanti anni di lavoro vedo che se avessi fatto un'altra scelta probabilmente avrei seguito più di mio figlio. Un lavoro che le impegna 6 giorni su 7, una sola settimana di ferie durante l'estate e una la prossima per l'avvio della scuola. Questa donna racconta come sia difficile a volte vivere in fiera. Il vaccino è un'opportunità gratuita data a tutti quanti e non è scontato, e ci sono persone che arrivano costrette, lamentandosi, e se la prendono con noi. Poi queste persone nella maggior parte dei casi, appunto perché sono costretti, si vaccinano, ma non le dico che storie infinite dall'inizio alla fine, si arrabbiano, ci offendono, di tutto e di più. E questo nel contratto nostro non era stato contemplato. Restiamo nel Padovano con la decisione forte di 4 sindaci dei comuni dei Colli Euganei che con grande sofferenza hanno deciso, a causa dell'aumento dei contagi, di annullare tutte le sagre di ottobre. Addio alle tradizionali sagre d'ottobre in 4 comuni dei Colli Euganei, una scelta condivisa, anche se dolorosa, che ha messo insieme i territori di Teolo, Torreglia, Galzignano Terme e Arqua Petrarca. Una fiera come quella, io parlo per la fiera di Bresseo, dove abbiamo un ampio spazio di manovra, una piazza ampia con 4 varchi d'ingresso, andare a controllare e verificare puntualmente il rispetto delle regole sarebbe stato decisamente difficile, se non dire impossibile. Per l'accesso all'area della sagra è necessario il controllo del Green Pass, la misurazione della temperatura, misure necessarie ma onerose che hanno convinto i 4 comuni. Noi abbiamo fatto una scelta un po' più di responsabilità, ragionando non solo da sindaci ma anche ovviamente da padri di famiglia. C'è stato poi un confronto in queste ultime settimane anche con chi la fiera la vive, la anima storicamente, quindi con le associazioni del nostro territorio, la Proloco, le parrocchie, che da subito ci hanno manifestato anche loro le loro perplessità. Il Covid ferma in questi comuni anche il Luna Park per i più piccoli, rispondendo a questa domanda. E con che serietà andiamo a permettere ai nostri ragazzi di andare al pomeriggio all'interno di un Luna Park tutti assieme appassionatamente, mentre al mattino la scuola ci impone il rispetto delle regole, il distanziamento sociale, la mascherina, anzi addirittura forse anche l'impossibilità di fare la ricreazione con compagni che non siano della stessa classe. Quindi delle restrizioni estremamente severe al mattino e poi tutti amici appassionatamente sulle giostre al pomeriggio. Non ci è sembrato serio. Rimandate al 2022 la sagra di Bresseo, di Galzignano Terme e di Torreglia, come la festa delle giuggiole di Arquà. Si farà invece in formato Covid la festa dell'uva e del vino a metà settembre a Vo. Era questo il nostro ultimo servizio, ci fermiamo qui, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.
Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Mercoledì 8 settembre è ancora tempo buono sul nostro territorio. L'alta pressione si mantiene dunque stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto bel tempo asciutto e stabile, con tanto sole su tutti i settori. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. La cosiddetta estate settembrina ci regala temperature piacevoli, minime comprese tra 12 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo la stessa situazione con tanto sole, cielo sereno o al massimo velato, e anche qui non sono attese piogge. Vediamo le temperature: minime tra 13 e 17 gradi, massime sui 27-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bellissima giornata caratterizzata dalla presenza del sole, qualche nube sparsa, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 28-29 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.